Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il mio saluto a tutti voi che accompagnate questi giovani, Honoré, Marcelin e Touki, che in questa celebrazione eucaristica si impegneranno ad essere fedeli alle promesse della loro consacrazione. Saluto Sua Eccellenza Monsignor Antonio Scopelliti, lo ringrazio per questa sua presenza, per questa condivisione nella preghiera di questo momento così bello della celebrazione della solennità della Beata Vergine Maria, Madre del Buon Rimedio, patrona eque principalis dell'Ordine Trinitario. E gli faccio anche gli auguri perché poco prima della messa mi ha detto che anche lui ha fatto la sua professione solenne nel giorno della Madonna del Buon Rimedio solo qualche anno fa, solo 56 anni fa, insieme con padre Venanzio di Matteo. Facciamo a loro gli auguri e speriamo che la loro testimonianza oggi di perseveranza sia veramente un messaggio di incoraggiamento a questi giovani. Chiediamo al Signore all'inizio di questa celebrazione eucaristica, fonte di riconciliazione, di comunione con Dio e con i fratelli, chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Fra Honoré Randriamalas. Eccomi. Fra Marcelin Randriamartiunana. Eccomi. Fra Riva Tutti Andriamalala. Eccomi. Carissimi fratelli, cosa chiedete al Signore e alla sua Santa Chiesa? La misericordia di Dio, la povertà dell'ordine, la compagnia dei fedeli e la perseveranza fino alla morte nel servizio del Signore in questo ordine, consacrato alla Santissima Trinità. Rendiamo grazie a Dio. Carissimi fratelli, già per il battesimo siete morti al peccato e siete consacrati alla Santissima Trinità. Volete ora consacrarvi per sempre la vostra Trinità con il titolo della professione solenne? Sì, lo voglio. Volete con la grazia di Dio abbracciare e osservare per sempre la stessa vita di castità perfetta, obbedienza e povertà che Cristo Signore e Sua Madre, la Vergine Maria, scelsero per sé, vivendo sine proprio in comunione con i fratelli? Sì, lo voglio. Volete tendere con fermezza e costanza la carità perfetta con Dio e con il prossimo, soccorrendo i poveri e gli schiavi, secondo il mandato della nostra regola e l'esempio di Cristo Redentore? Sì, lo voglio. Volete, sotto l'impulso dello Spirito Santo, offrire generosamente la vita nel servizio del popolo di Dio, senza ambire alcuna prelatura? Sì, lo voglio. Colui che ha iniziato in voi questa opera buona la porti a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen.
Io, fra Onorè Andrea Malasa, chiamato dal Padre nel suo disegno d'amore e mosso dallo Spirito Santo a seguire da vicino Cristo Redentore, nella ferma volontà di consacrarmi più intimamente alla Santissima Trinità, con la professione religiosa solenne davanti alla Chiesa e alla presenza della comunità. Nelle tue mani, Padre Luigi Bucarello, Ministro Generale, faccio voto di perpetua castità, povertà e obbedienza, secondo la regola delle costituzioni dell'ordine della Santissima Trinità, e mi dono con tutto il cuore a questa famiglia religiosa. Inoltre, volendo in spirito di umiltà e di servizio rinunziare a onori e privilegi, faccio voto di non avere direttamente né indirettamente alcuna predatura a norma delle Costituzioni dell'ordine. Così prometto solennemente con un voto, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria e dei nostri Santi Padri, giovani e felici, prometto adempiere fedelmente fino alla morte questi miei propositi per vivere nella perfetta carità al servizio di Dio e della Chiesa. Io, fra Marcelin Giamampion, chiamato dal Padre nel suo disegno d'amore e mosso dallo Spirito Santo a seguire più da vicino Cristo Redentore, nella ferma volontà di consacrarmi più intimamente alla Santissima Trinità, con la professione religiosa solenne, davanti alla Chiesa e alla presenza della comunità. Nelle tue mani, Padre Luigi Bucarello, Ministro Generale, faccio voto di perpetua castità, povertà e obbedienza, secondo la regola delle Costituzioni dell'ordine della Santissima Trinità, e mi dono con tutto il cuore a questa famiglia religiosa. Inoltre, volendo in
Faccio voto di non ambire direttamente né indirettamente alcuna prelatura a norma della Costituzione dell'Ordine. Così prometto solennemente con voto. Con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria e dei nostri santi padri Giovanni e Felice, prometto di adempiere fedelmente fino alla morte questi miei propositi per vivere nella perfetta carità al servizio di Dio e della Chiesa. Io, Fra Andiamalala Rivatucci, chiamato dal Padre nel suo disegno d'amore e messo dallo Spirito Santo a seguire più da vicino Cristo Redentore, nella ferma volontà di consacrare più intimamente alla Santissima Trinità, con la professione religiosa solenne, davanti alla Chiesa e alla presenza della comunità, nelle tue mani, Padre Luigi Bucarelli, Ministro Generale, faccio voto di perpetua castità, povertà e obbedienza, secondo la regola della Costituzione dell'Ordine della Santissima Trinità, e mi dono con tutto il cuore di questa famiglia religiosa. Inoltre, volendo in spirito di umiltà e di servizio, rinunciare a onori e privilegi, faccio voto di non ambire direttamente né indirettamente alcuna prelatura a norma delle Costituzioni dell'Ordine. Così prometto solennemente con voto, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto delle Beata Vergine Maria e dei nostri santi padri Giovanni e Felice, prometto di adempiere fedelmente fino alla morte questi miei propositi per vivere nella perfetta carità al servizio di Dio e della Chiesa. O Dio, fonte e origine di ogni santità, che hai amato tanto gli uomini da farli partecipi della natura divina, e non hai permesso che questo disegno del tuo amore fosse distrutto dal peccato di Adamo, né fosse cambiato dai peccati del mondo. Già all'inizio dei tempi ci hai dato in Abele un esempio di vita innocente. Hai suscitato inoltre nel popolo ebraico uomini santi e donne illustri in ogni virtù, tra cui spicca la figlia di Sion, la Santissima Vergine Maria, nelle cui viscere virginali si è incarnato per la salvezza del mondo la tua parola, Gesù Cristo nostro Signore.
Egli è immagine amata della tua santità. Si è fatto povero per arricchirci, si è fatto servo per darci la libertà. Per il suo mistero pasquale ha redento il mondo con ineffabile amore e ha santificato la sua Chiesa, sulla quale hai effuso, Padre, i doni dello Spirito. Tu, Signore, sotto l'ispirazione dello Spirito, hai attirato innumerevoli figli alla sequela di Cristo, perché abbandonate tutte le cose e legati dal suave vincolo d'amore, si unissero a te con animo fervente e fossero al servizio di tutti i fratelli. Guarda, Signore, questi tuoi servi che hai chiamato liberamente ed effondi su di loro lo spirito di santità, perché possano compiere fedelmente, con il tuo aiuto, ciò che oggi pieni di gioia hanno promesso. Meditino attentamente e seguano con costanza gli esempi del Divino Maestro. Abbondi in loro, Signore, una castità senza macchia, una povertà gioiosa, un'ubbidienza generosa. Ti siano graditi per la loro umiltà, ti servano con cuore sottomesso, ti amino con fervente carità. Siano partecipi nella tribolazione, fermi nella fede, gioiosi nella speranza, attivi nell'amore. La loro vita edifichi la Chiesa, promuova la salvezza del mondo, sia segno premonitore dei beni celesti. Signore Padre Santo, sii per questi tuoi figli difesa e guida, e quando giungeranno al tribunale del tuo Figlio, sii per loro ricompensa e premio, perché gioiscano di essere immolati nella loro vita religiosa, così cimentati nel tuo amore godano della compagnia dei santi, per lodarti insieme in eterno, per Cristo nostro Signore. Amen. Ginocchio. Tutti per grazia del battesimo siamo fratelli in Cristo, abbiamo un unico Padre nel cielo. Se seguiamo i Suoi precetti, secondo la nostra capacità, senza dubbio saremo intimamente più uniti quando insieme preghiamo e facciamo del bene. A imitazione della Chiesa primitiva, i Santi Padri che avevano un cuor solo e un'anima sola, molti dei quali, infiammati da un ardente amore per Cristo, vendevano i loro possedimenti e i loro beni e il ricavato rappresentavano con gioia agli Apostoli, perché questi lo distribuissero ciascuno secondo le necessità. Così anche voi, ispirati da Dio e mossi dal suo esempio, desiderate unirvi a noi in comunione di vita. Perciò vi facciamo partecipi della nostra vita comune, di quanto possiamo meritare dal Signore e di quanto possiamo dare, e in nome della Santissima Trinità vi annoveriamo ai fratelli della nostra famiglia, e benché vi accogliamo indegnamente, preghiamo comunque che vi conceda una vita santa e la perseveranza nel suo servizio.
Così come oggi l'amore fraterno ci unisce sulla terra, allo stesso modo la pietà divina, fonte e origine di comunione e d'amore, ci riunisca nel cielo insieme a tutti i santi del nostro ordine e con tutti i suoi fedeli. Amen. Benedetta sia la Santissima Trinità. Noi tre neoprofessi non possiamo nascondere la nostra gioia in questo giorno così importante. Ringraziamo anzitutto la Santissima Trinità con l'aiuto dell'intercessione della Beata Vergine Maria del Buon Rimedio, per la grazia enorme durante il nostro cammino vocazionale. A nome di noi tre neoprofessi, porgo il nostro ringraziamento a lei, Padre Luigi Buccarello, Ministro Generale dell'Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi, e ha presieduto questa celebrazione solenne e soprattutto ha accolto la nostra professione solenne in quest'ordine. In questo momento vorrei ringraziare la nostra provincia di origine,
guidata dal padre Jean-Claude, ministro provinciale attuale, che ci ha preparato e ha dato tutte le necessità durante il nostro lungo percorso di formazione. Il nostro ringraziamento va anche a voi padri concelebranti, Monsignore Antonio Scopelliti, Vescovo Emerito da Maturazata, i consiglieri generali, Padre Giovanni, Padre Pedro, il nostro formatore, e a voi tutti i presbiteri, diaconi. Vorrei ringraziare la comunità parrocchiale di San Crisogono Martire, guidata dal padre Vincenzo, il parroco attuale, per la calorosa accoglienza, la disponibilità e la preparazione di questa celebrazione, nonché tutta la famiglia trinitaria, le suore trinitarie e laici trinitari presenti, per la vostra preghiera. Ringrazio con gioia anche voi religiosi e cari fedeli laici dai lontani ai vicini, che sono venuti a pregare con noi in questa celebrazione. Ringrazio specialmente la comunità parrocchiale malgacia di Roma, guidata dal padre Attanasio il cappellano, per la vostra presenza e soprattutto per l'animazione di questa celebrazione solenne con i canti e la musica. In questo momento noi vorremmo ringraziare tanto i nostri genitori per la loro preghiera e l'affetto, anche se sono lontani. Cari fratelli e sorelle, grazie di cuore la vostra presenza e ricordateci sempre nella vostra preghiera